Quali sono le necessità di un territorio come questo? Guarda, ho l'impressione che le necessità di un territorio come questo è di liberare tutte le potenzialità che ha e quindi liberare da vincoli, burocrazia, e quella è la richiesta che viene sempre più prepotente, cioè questa sorta di tassa occulta che impedisce a chi ha voglia di lavorare, di intraprendere, di poterlo fare. È caratteristica tipica del popolo veneto. Già, di cosa ha bisogno il Veneto in questo momento storico? Di cosa hanno bisogno le categorie economiche e produttive? La risposta è chiara da parte del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivato a Bassano proprio per incontrare i referenti del vasto mondo produttivo locale. Una risposta che parla di radici, di capacità imprenditoriale e soprattutto della libertà di poter esprimere questa capacità imprenditoriale in un contesto che si fa sempre più complicato. In ballo, data la portata della visita, anche i rapporti fra governo centrale e regioni, ovviamente dal punto di vista finanziario ed economico. Io ho detto che con le regioni abbiamo fatto un accordo, le regioni contribuiscono anche loro come tutti al sistema e alle regioni ricordo, by the way, che abbiamo riconosciuto oltre 7 miliardi in più al sistema della sanità gestita dalle regioni, cosa non banale, cosa unica e che negli ultimi non so quanti anni non si è mai verificata. E quindi starà alle regioni, e questo è l'auspicio, a gestire molto molto bene nell'interesse degli italiani questi 7 miliardi e mezzo in più che gli sono stati dati. La presenza in città di Giorgetti diventa l'occasione per lanciare dalla terrazza di Palazzo Sturm la campagna elettorale per le regionali con il candidato presidente Alberto Stefani, i candidati consiglieri del territorio e i volti noti della politica cittadina. E poi si parla anche di temi della campagna elettorale. Sociale, sanità, famiglie, si sta delineando un nuovo filone degli argomenti più caldi. La Regione ha competenza principale in materia di sociale e sanità e su questo è importante realizzare un programma di governo che punti alla società del domani, che guardi ai trend demografici in atto, una popolazione che invecchia sempre di più, con una vita media che si allunga, la necessità di garantire strutture per anziani all'avanguardia, la necessità di vincere il disagio giovanile e soprattutto la possibilità di garantire sempre nuovi servizi per la prima infanzia e servizi educativi. Queste sono le richieste che vengono dal territorio insieme a una sanità sempre più territoriale. Dopo la visita della città e prima dell'incontro con le categorie produttive, il sindaco Nicola Finco ha accompagnato Giorgetti sul ponte per una visita alla grande bellezza della città e, perché no, per un brindisi benaugurale tipicamente bassanese. Bassano è una città che mi piace e in cui abbiamo anche un sindaco straordinario che è Nicola Finco, che per me è anche un amico. Conto di venire ancora a Bassano e cerco ovviamente di girare tutti i territori perché il Veneto ovviamente è grande.